noi abbiamo lavorato già da parecchi anni, che stiamo lavorando proprio per la promozione del tiramisù qua in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo già premiato le nostre gelaterie eventualmente a livello della Carnia con la Camera di Commercio, sia l'artigianato, erano le varie associazioni. Quindi noi puntiamo un attimino di avere un prodotto di qualità come è il tiramisù. Treviso chiama, il Friuli risponde. Questo è il messaggio lanciato dopo l'ufficializzazione dell'entrata del tiramisù di Treviso nell'elenco dei PAT del Ministero dell'Agricoltura. Di qua del grande fiume si sotterra l'ascia di guerra e si allunga la mano. Il concetto è chiaro: unire le forze creando un marchio DOP, valorizzando anche il tiramisù friulano che si contraddistingue per le sue due versioni. La classica, le cui origini andrebbero fatte risalire alla città di Tolmezzo degli anni 50 del secolo scorso, presso l'albergo ristorante Roma, e quella a semifreddo, servita in coppa, nota come Coppa Venturino Tiramisù, la cui origine, secondo i friulani, da ricercare sempre negli anni 50 alla trattoria al Vetturino di Pieris, in provincia di Gorizia. Noi effettivamente dovremmo avere quello di origine, perché noi abbiamo l'origine proprio quello di Tolmezzo. Sappiamo che l'albergo Roma, proprio la Norma Pieli, eventualmente Giuseppe Del Fabbro, ha creato proprio questo dolce, abbiamo le carte e tutto quanto. Io dico sempre una cosa, creare grosse problematiche tra le due regioni, secondo me non andiamo da nessuna parte, ma l'unione fa la forza di promuovere il nostro dolce a livello regionale, nazionale e nel mondo.